Buonasera a tutti, siamo qui a Chiesina Montalese dove siamo in onda, si può dire, per una delle 7 serate dedicate alla terza festa dello sport. Ricordiamo una manifestazione che si svolge per il terzo anno consecutivo, ne sono artefici, lo ricordiamo, il presidente del Circolo Arci qui di Chiesina Montalese, Laura Bruschi, e poi naturalmente Marco Giacomelli e immancabilmente per curare appunto questa serata dedicata al ciclismo con ospiti veramente importanti, Armando Campagni. Quindi vedete fra pochissimo quali sono gli ospiti, e è una serata dedicata anche alla presentazione dei campionati mondiali di ciclismo, quelli di quest'anno che sono programmati in Danimarca, ma si parlerà anche di quelli ormai fatidici, celeberrimi del 2013 che avranno luogo nella nostra regione in Toscana, tra Firenze, Lucca e la Val di Nievole. Parliamo invece di questa terza festa dello sport con 2 dirigenti della Polisportiva di Chiesina Montalese. Qui alla mia destra c'è Stefano Luchi, alla sinistra Sauro Nesti. Allora Luchi, la serata ideale, direi, voi siete ormai, come dire, collaudati per questa festa che sta riuscendo ogni anno sempre meglio. Sì, diciamo in generale cerchiamo sempre tutti gli anni di fare un qualche cosina di più. Quest'anno in particolar modo abbiamo allungato la festa di 3 serate, in modo anche per venire incontro a certe esigenze che c'erano state, in particolar modo per la serata di stasera, con un incontro con con i campioni italiani, in particolar modo anche con ciclisti professionisti. E, la fortuna ha voluto che oltretutto il campione italiano bissasse sabato scorso il Tris, sì, vabbè, però se non vado errato 2 volte di seguito. Scusate, ma io non sono un granché ferrato in questo sport, anche se lo seguo. Non paga dazio, non si preoccupi. In TV. Diciamo, sono più un appassionato e praticante di un altro sport che è forse uno dei più diffusi in Italia e nel mondo, che è il calcio. Comunque, a prescindere da questo, la nostra realtà è una piccola realtà che cerca tutti gli anni di organizzare questa festa, in particolar modo per riunire anche tutti i componenti della polisportiva stessa e passare delle belle serate insieme in allegria, in particolar modo cercando anche di mangiare bene. Ecco, invece a Sauro Nesti chiediamo se anche lui predilige il calcio forse, ma del ciclismo proprio non si intende per nulla. Sinceramente del ciclismo non è che lo segua un granché. Un nome, vabbè. I tempi di Bitossi, mi ricordo un po' dei vari Basso, Moser. Più da giovane lo seguivo che adesso. Comunque Bitossi ha vinto 3 campionati italiani, lo so perché anche io ero tifoso, e come Visconti lo ha eguagliato perché ha vinto 3 campionati italiani. Sì. Bitossi mi ha fatto anche piangere però quando perse il mondiale perché era un ragazzettino alto così e era un tifoso. Comunque stasera vedo tanti ospiti dedicati al ciclismo, quindi starete a sentire anche i ciclisti. Chiaramente, questo è impuntata così la serata, quindi è un dovere tra le altre cose. Non potevamo non intervistare Laura Bruschi, che questa gentile signora è la presidente del Circolo Arci di Chiesina Montalese, e lei ormai lo dichiara apertamente, è una tifosa di Giovanni Visconti, vero? Anche perché organizzate qualcosa? Sì, organizziamo tutti gli anni una gita alla tappa migliore in cui partecipano anche tifosi di Visconti, parenti, al Giro d'Italia, sì. Quindi stasera non c'è, però verrà prossimamente Giovanni perché deve festeggiare giù nella sua Sicilia questa terza maglia tricolore. Che effetto vi ha fatto qui a Chiesina Montalese questo successo, l'ennesimo per Giovanni? Un effetto che anche se io personalmente lo conosco poco, ma ne sento tanto parlare, lo seguono con questi pullman così, proprio di che abbia vinto una persona qui di casa, qui una nostra persona. Comunque avete 2 ciclisti qui a Chiesina Montalese, Andrea e Matteo Fedi, che insomma stanno facendosi largo anche loro, uno professionista, uno dilettante, arrivato terzo al campionato italiano. Sì, io li ho visti piccolini e mi ha fatto un effetto sapere dove erano raggiunti che mi emoziona. Ora quando li ho incontrati mi sono emozionata vedendoli così bravi. Quindi ciclismo a buone radici anche a Chiesina Montalese. Anche a Chiesina Montalese ci sono, oltre per i ragazzi del posto, anche come si segue alla televisione, tutte. Giacomo Bacci è qui a questa serata che voleva un po' celebrare il terzo tricolore di Visconti, però Visconti, abbiamo detto, per motivi anche un po' pubblicitari personali è rimasto in Sicilia, sarà qui mercoledì comunque a Chiesina Montalese. Però dicevo, Giacomo Bacci è doverosamente venuto qui perché sono tanti artefici della vittoria di Giovanni Visconti nel terzo campionato italiano dei professionisti, come per esempio Luca Scinto.
Sì, infatti un ringraziamento sicuramente a questa società che ha portato ancora una volta il tricolore in Toscana, quindi io credo che sia una serata importante, al di là di quello che non è presente colui che è il titolato della serata, ma è che comunque era anche ovvio, perché essendo un siciliano di origine nella sua terra aver vinto un campionato italiano, sicuramente ha dovuto anche essere presente a feste paesane e quant'altro, e so anche domani della regione, quindi sarà insignito di un premio importante, quindi io credo che sia anche doveroso da parte sua fare queste celebrazioni. Ecco, quindi beneaugurante, questo è sempre un buon viatico per i mondiali del 2013 in Toscana. Credo proprio di sì, questo, insomma, la Toscana ha portato a casa qualcosa di buono anche quest'anno, perché 2 titoli italiani, una con le donne e una con Visconti, abbiamo portato a casa 2 medaglie di bronzo, quindi io credo che sommariamente possiamo ritenerci soddisfatti in un momento magari anche critico, perché sappiamo quanto il ciclismo sta soffrendo, ma però che appunto, essendo abituati a soffrire, sappiamo anche reagire a queste difficoltà. Serata qui della Festa dello Sport, terza Festa dello Sport a Chiasia Montalese, si è parlato di campionati del mondo di ciclismo e a Luciano Tallini, presidente del comitato provinciale Pistoia della Federazione Ciclistica Italiana, chiedo cosa si aspetta Pistoia, il comitato Pistoia, da questi mondiali 2013 che sembrano ancora lontani, ma invece se guardiamo i mesi sono già molto vicini, e poi ne commenteremo anche con Edita Puciscaiti, che è stata la madrina e la co-presentatrice di questa riuscita serata qui a Chiasia Montalese. Allora Luciano, Mondiale 2013 Pistoia. Mondiale 2013 a Pistoia dovrebbero lasciare un segno, un ricordo, affinché il ciclismo non muoia nella nostra provincia, non solo nella nostra provincia, ma anche al di fuori. Deve lasciare qualcosa, una struttura, perché il ciclismo giovanile fiorisca ancora e diventi quello che era qualche anno fa. Il ciclismo giovanile è il fulcro del ciclismo, come tutti gli sport. E come tutti gli sport, il ciclismo ha bisogno di spazi per allenarsi e per poter fare questa attività nel migliore dei modi, e attirare ancora più l'attenzione dei genitori, che la volontà ci sarebbe, ma non c'è lo spirito di mandare ancora bambini per le strade, perché come sapete è impossibile, oggi è da pazzi mandare dei bambini 6 o 7 anni per le strade oggigiorno. Quindi ci aspetti un ciclodromo, qualcosa che possa servire per, come dire, dare ospitalità a questo ciclismo che nessuno vuole sulle strade, che poi, diciamo, porta anche dei lutti a volte quando questi ragazzi si allenano, queste ragazze si allenano, e che quindi, diciamo, non è per nulla protetto. Non è per niente protetto, tant'è vero la volontà di fare ciclismo ci sarebbe. Abbiamo fatto delle preselezioni per Pinocchio in bicicletta. Soltanto in 2 comuni, Montecatini e Ponte Bugianese, hanno partecipato circa 800 ragazzi. Questo vuol dire che il ciclismo piace, e se ci fossero delle strutture adeguate vedrete che anche il ciclismo sarà il nostro punto di partenza, lo sport numero 1, non dico numero 1, diciamo numero 2 nella nostra provincia e in Toscana. Grazie Luciano. Edita, bella serata, tu hai dato un premio anche diciamo, all'ex compagno della povera Zina Staguska, che è la tua amica ed è deceduta 2 anni fa, proprio il 25 giugno del 2009 in un incidente stradale in Bielorussia, quindi una serata che ti lascia, come dire, un posto nel cuore. Una serata che ricorda, una campionessa eccezionale, ed è sempre un piacere ricordare, come anche questi mondiali 2013 ricorderanno una persona eccezionale, un e campione e uomo soprattutto insostituibile, qual è Franco Ballerini, quindi sarà anche un momento di commozione per tutti noi, oltre ad assistere a una grande festa di ciclismo mondiale. Senti, tu ormai sei toscana d'adozione, cosa pensi di questi mondiali a Firenze, poi in Val di Nievole e così via? È una bella cartolina promozionale anche dal punto di vista turistico per una regione che ormai è diventata la tua regione. Ma sicuramente è una regione che si merita avere in casa propria questi campionati del mondo, e a partire già da ora si sente l'attenzione, si sente la partecipazione, si sente la gioia di pedalare, le strade sono invase da ciclisti, e sarà senz'altro così fino a 2013, quando avremo in casa questa grande festa. Quindi viva la Toscana e viva il ciclismo che è sempre
comunque conserva le radici di una vera, grande, immensa passione dalla quale si è sempre alimentato, al di là di tutte le polemiche che lo stanno infangando. Serata, abbiamo detto, molto ben riuscita qui a Chiesina Montalese, con due premi che hanno, si può dire, premi clou della serata, che hanno riguardato Luca Scinto, direttore sportivo ancora una volta del campione italiano Giovanni Visconti, e Angelo Citracca, premiato con la targa di miglior team manager. Lui, ecco, un titolo direi anche abbastanza, come dire, che ti dà delle responsabilità. Angelo, ma ti senti miglior team manager in assoluto? No, assolutamente, mi sento una persona che ha fatto questo lavoro con passione, è partito dalle categorie giovanili fino ad arrivare con un po' di fortuna fino al professionismo. Niente, non mi sento né il più bravo e nulla di particolare, mi fa solamente piacere di aver ricevuto un premio del genere, tutto qua. Ecco, però quest'anno, poi ne parliamo anche con Luca, diciamo che veramente almeno fino ad ora voi un 10 all'Odo in pagella lo meritate, perché onestamente era forse impossibile chiedervi anche da parte degli sponsor quello che avete ottenuto. Sì, sicuramente un 10 con l'Odo in pagella, se uno fa un discorso di vittorie, qualità e budget, abbiamo fatto delle cose al di fuori della nostra portata, quindi stiamo facendo una grande stagione, è stata coronata da un campione italiano stupendo, dalla vittoria al Giro d'Italia di Gatto, quindi più di così penso che noi come squadra non si poteva chiedere, anche gli sponsor penso che hanno avuto una visibilità al di sopra di ogni immaginazione. Abbiamo fatto una forma non mi viene il termine in questo momento, con una società inglese, insomma, per vedere la visibilità. Sì, no, una invece la Repcom, una società inglese che fa ricerca di dati, di visibilità in televisione. Siamo risultati la squadra con più visibilità in assoluto durante il Giro d'Italia, quindi questo credo sia una cosa molto importante per la nostra squadra. Si parla già di ciclomercato, Visconti abbiamo detto che ancora non è sciolto il nodo, anche se le parti sono molto vicine, non ci saranno grossi arrivi perché squadra vincente non si cambia, dicono nel calcio. Tu sei d'accordo? Ma qui sai, nel ciclismo non credo che sia poi un discorso di squadra vincente, di combinazione. Credo che noi in squadra abbiamo 4-5 elementi molto importanti e riconfermare quelli lì già sarebbe tantissimo. Alcuni li abbiamo già riconfermati, manca solamente il tassello di Visconti che sta un po' alle economie della squadra, vedere se ci rientra o meno, ecco, tutto qui. Poi i vari Gatto, Guardini, Favilli hanno il contratto, Failli ha già rifirmato, Mazzanti hanno rifirmato, quindi i corridori che più ci premevano hanno rifirmato, quindi manca il discorso di Visconti. Speriamo che i nostri sponsor attuali facciano un piccolo sforzo per riuscire a tenerlo, più c'è qualche sponsor nuovo in arrivo, quindi speriamo di fargli un'offerta giusta per farlo firmare. Luca Scinto, ancora non ti hanno dato il titolo di miglior direttore sportivo, però siamo vicini a questo punto. No, però a parte gli scherzi, Luca, io devo dire, sento un po' gli umori anche dei ragazzi, a volte scherzando, però dice c'è qualcuno che scherzando poi si confessò, no? E molti dicono che la tua dote principale è l'umanità. Ci sono direttori sportivi che hanno un po', come dire, la puzza sotto il naso, tu le cose non le mandi a dire, e a volte può essere un difetto, però a volte è anche un grosso pregio. Poi c'è da dire che nella vita come nello sport chi parla chiaro a lungo andare poi viene sempre più apprezzato. Sei d'accordo? Va bene, io ho un modo di lavorare che porto già a livello dilettantistico, che era il mio metodo di lavorare nei dilettanti, e credo che sia la migliore per riuscire a ottenere da ragazzi il meglio. Diciamo che a me piace essere anche un amico, un amico, e conoscere i loro problemi, sì, conoscere i loro problemi, seguirli, sentirli. Mi arrabbio quando non mi chiamano in una settimana, almeno una o due volte tutti i ragazzi mi devono chiamare, li devo sentire come stanno, come non stanno. Mi piace lavorare così, però riesco poi a essere amico, e anche ogni tanto, anche come dice Angelo, il bastone e la carota, però poi riescono anche in corsa, riescono a dare il massimo, perché sanno che io gli do tanto e loro riescono a darmi anche tanto. Obiettivi per il proseguo della stagione? Abbiamo detto un obiettivo, lo dico io, cercare di comunque tenere Giovanni, e poi questo mondiale in Danimarca che non sembra, cioè forse da velocisti come dicono molti non sembra, potrebbe essere un obiettivo per Giovanni, per qualche altro atleta della tua squadra? Sai, il dispiacere più grosso sarebbe, fra virgolette,
di non farcela tenere Visconti e poi ti va a vincere il mondiale e allora poi l'ho già sentito anche l'anno scorso, ragazzi. No, calma, no, te scherzo. E poi ci vedi me ci tracca a San Baronto appesi. È una metafora un po' così, no, a parte gli scherzi. Sono contento della stagione che abbiamo fatto. Giovanni ha vinto credo il miglior tricolore proprio nella sua terra, è stato fantastico in finale. Gli ho detto solamente perdila, ma perdila in volata, ma lui in quel momento lì, anche se passava una mosca, l'andava a prendere, era talmente determinato. Ecco, quello che voglio chiedere a Visconti quando lo rivedrò, perché sono andato via subito dopo la vittoria, l'ho abbracciato e poi sono andato via perché avevo l'aereo che dovevo ritornare in Toscana. La determinazione, la convinzione, la cattiveria che ha a questi campionati italiani, se l'avrebbe alla Sanremo o a Lombardia o a un mondiale, io credo che... Dico, domanda a te, o a Tirano? Ma a Tirano, no, guarda che a Tirano no, dimmi francamente, allora, da 1 a 100, quanto ha sbagliato Giovanni e quanto ha sbagliato Ulissi? Allora, innanzitutto a Tirano Visconti è andato fortissimo, perché perché la gente accende la televisione per andare in fuga. Io guarda, avevo la radio, allora siamo partiti, hanno fatto la prima ora 51 di media, ci sono state 30 fughe, 30 gruppettini e rammentavano sempre il numero di Visconti. Poi è andato in fuga, lì c'è stato ugualmente un grande Giordani che ha tirato per portare la fuga a 8 minuti. Visconti è andato fortissimo, era il più forte quel giorno in assoluto, chi ha visto è inutile negarlo, Visconti era il più forte, ma nel ciclismo purtroppo non sempre vince il più forte. Visconti per me non ha commesso gli errori che voi pensate che ha commesso, non doveva passare di lì. Ma no, non doveva passare, è un discorso sbagliato. No, non doveva passare, è un discorso sbagliato, perché quando è partita la volata sulla parte sinistra ci passava sia Lastres sia Visconti. Se siete obiettivi, io dico le cose che penso perché sono anche obiettivo. Allora, la volata è partita al centro della via ed è andata a finire alle transenne. Ulissi è un grosso corridore ed è stato bravissimo a fare quello che ha fatto, è stato furbo, l'ha fatto bene, l'ha saputo fare, ha portato Visconti all'esterno. Visconti lì non è stato cattivo, determinato e un po' matto come è un velocista di aprire i gomiti o dare una testata a Ulissi, avrebbe vinto la tappa, così non avrebbe levato dalle mani dal manubrio e avrebbe vinto la tappa. Purtroppo Visconti non fa neanche le volate di gruppo perché ha paura, non è stato cattivo e malizioso, perché il gesto di alzare la mano l'hanno preso per cattiveria, no, l'hanno presa per no, tanta gente ho letto che è stata una difesa sua per passare, e il regolamento parla chiaro: se alzi le mani sei squalificato, e la squalifica ci sta bene. Poi si può valutare se Ulissi poteva essere squalificato o no, non cambia niente perché la corsa era persa. Io ho la mia teoria, però tanto di cappello a Ulissi, che è un grosso corridore e vincerà tante corse, molto furbo, e i corridori furbi a me mi piacciono, e Ulissi ha fatto, diciamo, non dico bene, ma purtroppo nel ciclismo bisogna essere anche così in finale. Ripeto, a me i furbi, quelli che all'arrivo quando vedono lo striscione rosso sono determinati. Visconti lo è anche lui, però è caduto come ci sono caduti tanti corridori nel ciclismo e si è visto tante volate. Io dico che Visconti non ha colpe, è caduto in un tranello che purtroppo può succedere in una volata così. Comunque vittoria a Cicatena ha ripagato di tutto. Ma se c'era anche la tappa Giro d'Italia era meglio. Ok, grazie. Vai. Era impossibile non parlare qui a Chiesina Montalese con le due glorie locali, chiamiamole così, e loro forse si scherniscono, dicono che non sono ancora glorie, però insomma, diciamo, non è facile avere due ciclisti di alto livello, perché loro sono già di alto livello, fratelli fra l'altro, in un paesinome che sia Montalese. Parlo di Matteo Fedi e di Andrea Fedi. Allora, Matteo, più anziano, per modo dire, quanti anni hai? Ne ho 23, ne faccio 23 a novembre. Vecchissimo. Quindi professionista con la Flaminia, De Rosa Flaminia, e Andrea, che invece di anni ne ha? Ne ho 20, ne ho compiuti 20 a fine maggio. Che è dilettante
terzo posto campione italiano a Canicattini Bagni, dilettanti under 23 con team Opla Mavo Truck Italia se non sbaglio. Allora Matteo, voglio fare un giochino, dimmi i pregi e i difetti di Andrea, e poi lo chiedo a Andrea come ciclista, ma anche come persone, perché ci siamo. Ma i pregi e i difetti di un ciclista equivalgono anche ai pregi e ai difetti di una persona, secondo me. Non tante volte, ma la maggior parte delle volte secondo me sì. È un ragazzo che ci mette tanto impegno in quello che fa, forse per questo è sopra la media. E gli permette di superare anche le difficoltà di avere 20 anni e correre con gente di 27, come mi è successo anche a me in passato. E questo gli fa onore perché non è facile, a quell'età un anno o due di esperienza conta tanto e riuscire a combattere alle armi pari non è facile. Niente, è un bel corridore, secondo me un corridore per le classiche del nord, e le classiche, non so, Pavé, Fiandre, così secondo me è adatto. No, è adattissimo secondo me per quelle corse lì e secondo me in poco tempo riuscirà anche a farsi vedere e spero che mi raggiunga presto nei professionisti perché penso che abbia tutti i mezzi. Resti in squadra con te? Ma anche meglio, cioè anche nel senso che da fratelli che un altro compagno qualsiasi. Sì, ma sai, quando poi anche vedi i fratelli come Schleck come si aiutano più volentieri, no? Quindi c'è un'intesa diversa tra due fratelli. Comunque vediamo, ora lui si merita anche secondo me di passare una Pro Tour, quindi sai, io sono una professional, vediamo un po' come. Sì, ma difetti non ce n'ha? Difetti ce n'ha tanti. Un paio, dai. No, è un po' permaloso su tante cose, è cosa che nel ciclismo è un po' uno sport duro che se non riesci a farti scivolare tante cose addosso ti restano e ti appesantiscano e bisogna riuscire a fregarsi di tante situazioni che succedano e delle critiche che ti fanno e riuscire a fare delle critiche una forza. Hai sentito che fotografia ti ha fatto il fratellino? Sì, mi fa molto piacere di come mi ha descritto. Ma è tutto vero? Oh, speriamo. Come speriamo? Allora scusa, è un adulatore, no? Esageriamo. No. Ma sicuramente mi piace, le corse del nord sono le corse del sogno, speriamo di un tempo arrivarci a correre. Con la squadra Pro Tour, mica poco. Ma intanto proprio poco. Intanto corro nei dilettanti, corro con tranquillità e spero di raccogliere più risultati possibile, poi insomma quello che viene. Bene, parliamo un po' di Matteo Fedi. Matteo per me è un corridore, cioè un grande corridore perché nella sua carriera non è mai stato aiutato, secondo me si è sempre guadagnato quello, le sue vittorie sono sempre state sudate e anche ha avuto sfortuna durante la sua carriera e quindi con tanti incidenti, con tante malattie, però è sempre riuscito insomma a rialzarsi e alla fine si è strameritato il passaggio e è un duro insomma. Sì, e anche in quest'anno, in questo primo anno professionista insomma ha dimostrato di essere serio e di impegnarsi e quindi si meriterebbe anche di meglio secondo me. Ecco, parliamo dei difetti che lui ce l'avrà, sì, è anche troppo generoso secondo me. È un difetto quello? No, è un grande pregio. Vorresti dire che è Bischera allora? No, però è un grande pregio, però al momento giusto secondo me. Ecco, non bisogna essere cattivelli. Anche. Ecco, hai sentito che ha detto? Non è che stasera poi dopo fate a cazzotti voi due, no, da fratelli, no? No, si è fatto tante volte a cazzotti, ora stasera no, dai. Vabbè. No, vabbè, allora, a parte gli scherzi. Comunque, bella serata, si è parlato stasera tanto di Scinto, Visconti, Tricolore, di campionati mondiali. Cosa vi rimane tutta questa serata? Cioè, a te, Matteo, c'è qualcosa che ti ha colpito, che ti ricorderai, che non riguarda necessariamente te stesso? No, più che l'aspetto professionistico della serata, mi è piaciuto
come si è parlato di atleti giovani. E non c'è, secondo me è giusto riflettere su una cosa, che in Toscana secondo me sono molto più sentite le corse dilettantistiche che del professionismo, perché si sentono più vicini, il corridore è molto più vicino all'appassionato, come un po' succede anche in America per il college, cioè l'università, è molto più sentito che professionisti. È così, l'atleta giovane è più raggiungibile dall'appassionato. Ma tu studi ancora? No, io ho già smesso da un po' di studiare, non era proprio la mia. Erano riflessioni quasi filosofiche. Andrea, tu cosa dici di questa serata? È stata sicuramente una serata piacevole, ringrazio tutti gli sportivi e gli appassionati di Cesena Montalese, perché senza gli appassionati questo sport non esisterebbe, perché di persone che lo fanno per il lucro non ce n'è, è una piccolissima percentuale, quindi gli appassionati sono il vero motore di questo sport, quindi sono da ringraziare tutti dal primo all'ultimo. Noi ringraziamo Armando Campagni, poi Laura Bruschi e Marco Giacomelli, che sono stati un po' gli artefici di questa bella serata, e poi ci sarà un proseguo anche con il campione italiano Giovanni Visconti, che prossimamente sarà su questi schermi. Grazie per averci seguito e buonasera a tutti.